Vin dice e il vin contada chi il vin lo fa, lo produce, lo migliora, lo studia. St'altra volta che abbiamo visto il vin dolce. In qua, con Angela Maculan e Cantina Maculan, andiamo vedere un vin dolce particolare, stupendo, il Torquato. Dine tutto, Angela! A Braganze il vino dolce tradizionale è il Torcolato, che viene fatto con l'uva vespaiola, vitigno autoctono che c'è solamente nella nostra DOC. Questo vino è menzionato già in un libro scritto nel 1754 che si chiama Il Roccolo di Tirambo, scritto da Aureliano Acanti, che era un prelato e avvocato di Vicenza, scritto in onore di un matrimonio tra Unghiellini e una Chiericati, e nomina i vini prodotti nella zona di Vicenza in quel periodo. Parte dicendo che Vicenza è benedetta da Bacco, il dio del vino, per la produzione di appunto di vini in questa zona, perché il fiume di Vicenza si chiama Bacchiglione, e appunto dice che Bacco è venuto nella zona, ha avuto un figlio che ha creato appunto il fiume. Il nostro Torcolato si produce partendo dall'uva vespaiola, che viene messa in appassimento da settembre fino a metà gennaio. Durante questo periodo perde circa il 70% del peso. Alla fine dell'appassimento sembrerà proprio uva passa, e la fermentazione dura poi 1 mese e mezzo, e nel nostro caso il Torcolato fa circa 1 anno di barrique, in parte nuova, in parte usata. E quello che vedi qui alle mie spalle è il metodo tradizionale, da cui poi deriva anche il nome Torcolato, perché si usa uno spago, si mette un grappolo, si attorciglia lo spago, si mette un altro grappolo, si attorciglia di nuovo, si intorcola. Intorcolare, da qui Torcolato, e da questo metodo tradizionale, che ha più di 250 anni, si produce questo meraviglioso nettare che è appunto il Torcolato di Braganza. Ringraziamo Angela Maculan per le notizie, per le informazioni e per la descrizione del Torquato, e gli altri andiamo avanti con Garangheo e il Veneto Sebeo.